viabilità. Per questo motivo do innanzitutto il benvenuto sul palco di questa premiazione al direttore del quarto tronco di Firenze, Matteo Marvogli. Buongiorno e benvenuto a lei. Con lei vado a chiamare gli assistenti capo coordinatore Cristian Agostinelli e Francesco Ferri, ai quali chiederei magari di venire qua alla mia sinistra, quindi alla destra del direttore, nonché agli agenti Antonio Pulici e Amedeo Grande. Quest'oggi quindi per mano del direttore del quarto tronco di Firenze Matteo Marvogli abbiamo così consegnato questo riconoscimento agli assistenti capo coordinatore Cristian Agostinelli e Francesco Ferri, nonché agli agenti Antonio Pulici e Amedeo Grande in servizio presso la sottosezione Polizia Stradale di Arezzo. Il motivo è molto bello, molto importante, hanno dimostrato una grande destrezza nel fermare una tir in piena corsa condotto da un uomo in stato di ebbrezza che procedeva a zig-zag a 110 km/h, scongiurando quindi inevitabili incidenti. Io farei un grande applauso, veramente un grazie, io li chiamo i nostri angeli custodi perché sono sempre al nostro fianco, non li vediamo ma sappiamo che quando abbiamo bisogno loro sono con noi, quindi grazie davvero al direttore Matteo Marvogli del quarto tronco di Firenze, agli assistenti capo coordinatore Cristian Agostinelli, Francesco Ferri, nonché agli agenti Antonio Pulici e Amedeo Grande in servizio presso la sottosezione Polizia Stradale di Arezzo. Grazie a voi.